Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Come stiamo? Come va? Avevo avvisato che era difficile riuscire a fare la diretta martedì della scorsa settimana, mi ero ripromessa, se è possibile, di farla il mercoledì, ma non ce l'ho fatta, ragazzi. Ho avuto dei giorni impegnativi e ero veramente cotta, quindi eccoci qua, però non mancheremo nei prossimi giorni. Guarda, qui sono cotta, anche, si vede anche dall'aspetto. Non mancheremo nei prossimi giorni comunque di continuare le dirette. Martedì della prossima settimana è giusto appunto Ferragosto, quindi X, vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa col Marietto, magari nei giorni successivi o il giorno prima. Anche qua non prometto nulla, però dopo la settimana del Ferragosto sicuramente dal martedì riprendiamo puntualmente e regolarmente tutti i nostri appuntamenti. Quindi benissimo, vi ricordo che con la sottoscritta ogni martedì alle 19:30. Bene, buonasera Pierluca, buonasera Valentina, buonasera utente Facebook che però colgo l'occasione, visto che non si vede da chi arrivano i saluti, per spiegare che se vi collegate dal gruppo Facebook è necessario che diate autorizzazione a StreamYard di connettersi e comunicare quindi i vostri commenti da Facebook. È molto semplice, seguitemi, dovete uscire dalla parte dove Facebook trasmette i video o le dirette, quindi tornare nel gruppo e cercare nuovamente il post da cui avete trovato appunto il link per entrare nella diretta e prima, quindi lì con il post davanti, noterete che sull'immagine sopra ci sono delle righe scritte dove appunto Facebook, cioè nel post StreamYard vi invita a cliccare sul link e autorizzare Facebook a pubblicare quindi i vostri commenti. Allora cliccate sul link azzurro che troverete lì, www.streamyard.com/Facebook, vi si apre una seconda pagina. In quella pagina vi chiedono la conferma di autorizzazione, quindi c'è una specie di tasto grande centrale, di nuovo con una scritta blu, confermate. A quel punto potrete chiudere quella schermata e tornare nella diretta e lì io sarò in grado appunto di vedere le persone e di rispondere alle vostre domande. Purtroppo in questo modo non è ricevibile, quindi ho necessità che autorizziate StreamYard. Detto questo, vi ricordo che poche semplici regole durante la diretta, quindi non rispondo in ordine di arrivo, ma rispondo seguendo una logica che dà priorità alle persone che non hanno ancora ottenuto una risposta alle loro domande, quindi questo è il primo punto che ho sempre cercato di sostenere e difendere, perché questa è una finestra gratuita alla portata di tutti e per tutti, quindi proprio perché è per tutti è giusto che ciascuno abbia l'occasione, almeno una prima opportunità di avere una risposta. Non significa che non vi sarà mai data una seconda opportunità, dipende se nelle dirette successive saranno presenti o meno domande da persone nuove. Ovviamente vi ricordo che comunque ricevo anche in privato e che un consulto ha un costo di 20 € e una durata di 30 minuti. Bene, detto questo, se riuscirò, perché le mie competenze riguardo alla gestione delle dirette e per quanto riguarda la regia sono veramente scarse, quindi non so, mi impaccio nei passaggi e preferisco invece dare spazio a voi. Non so quindi se riuscirò a far scorrere il mio numero, ma voi segnatevelo: 347 8702 622. Se vi interessa un approfondimento privato, scrivetemi tramite Telegram o WhatsApp al 347 8702 622 e sicuramente riusciremo a prenotare e a organizzare la sessione, il colloquio. Bene. Allora, intanto si vede che qualcuno è riuscito a dare l'autorizzazione, brava Marilena. Torniamo alle 2-3 regoline della diretta. Ho già detto che do priorità alle domande di persone nuove, soprattutto le domande dove mi indicate il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda
formulata in modo chiaro, dettagliato, quindi scegliete un argomento, se vi sta a cuore una situazione, piuttosto che un rapporto, una trattativa, dovete vendere, dovete comprare, scrivete appunto i dettagli di quello che vi sta a cuore. Se state frequentando qualcuno, scrivete se questo qualcuno è singolo, è separato, è sposato, date dei dettagli, perché poi si vedono delle figure nelle stese, quindi cerchiamo di attribuire i ruoli appropriati alle persone che si vedono poi nel racconto delle sibille. Quindi mi raccomando, tutte le cose che scrivete sono a vantaggio vostro e diciamo, esonerano dal dover dirvi 3000 interpretazioni, quindi questo è importante. Poi una sola domanda, non scrivetene 3000, ma una ben argomentata, e ovviamente se la domanda riguarda anche il vostro rapporto con un'altra persona, mi dovrete indicare il nome e la data di nascita della persona. Benissimo, detto questo, proseguiamo. Allora, mentre vedo che insomma delle persone scrivono, quindi ciao Romina, Marilena, ciao, ciao Simona, ciao Paola, quindi vedo che stanno aumentando le persone che mano a mano si collegano alla diretta, quindi colgo questa opportunità, mentre altre persone si aggiungono e scrivono, di dirvi altre due cosine. Per chi non sapesse chi sono io, chi è il Marietto Veneziano, allora sappiate che dal 2015 online il sito www.ilcapitano.intervista.org, questo sito è stato creato e come dire, approfondito, strutturato dal Marietto Veneziano. Nel corso del tempo mi sono aggiunta anch'io e quel sito è il frutto di un lunghissimo lavoro di studio, di disegno, di elaborazione di quelli che sono circuiti radionici che nel tempo il Marietto ha raccolto, creato, condiviso e organizzato anche in dispense, quindi sappiate che è un lavoro immenso e vi è stato donato in modo totalmente gratuito. Quindi andate sul sito www.ilcapitano.intervista.org. Se non sapete cos'è la radionica, allora approfittate anche del fatto che sia il Marietto Veneziano, proprio così come vedete in sovraimpressione, cercate il suo nome su YouTube, troverete il suo canale, sia la sottoscritta Ildegarda, quindi cercate, se state arrivando da altri canali e non dal mio canale YouTube, cercate Ildegarda su YouTube, quindi cercate questi due nomi, troverete i nostri canali YouTube, iscrivetevi ai nostri canali, cercate nelle playlist, abbiamo veramente condiviso tantissimo materiale video di spiegazione a supporto non solo dei circuiti e delle varie dispense, ma anche di approfondimento nei vari settori e temi di cui ci occupiamo, il Marietto e la sottoscritta. Personalmente mi occupo anche di astrologia sia nella chiave moderna, quindi l'astrologia che conosciamo oggi, dove osserviamo e analizziamo il tema natale, ma anche la rivoluzione solare, i transiti, e quindi possiamo tenere d'occhio l'evoluzione e la spinta planetaria che vi come dire, stimola e vi sottopone delle prove, dei cambiamenti, degli sviluppi della vostra vita, quindi cerchiamo di anticipare gli eventi. Mi raccomando, è importante anche se volete poter intervenire su alcune situazioni, che per esempio uno studio della vostra data venga sottoposto o richiesto prima del compleanno, soprattutto per lo studio delle rivoluzioni solari, affinché se si vedono degli aspetti disarmonici attraverso un intervento correttivo sulla celebrazione del compleanno e quindi nell'individuazione di un luogo più appropriato dove i pianeti non si spostano, ma si sposta il loro interessamento sulle case, possiamo magari favorire alcuni aspetti piuttosto che trovarci magari un anno penalizzato e difficile. Quindi vi posso dire che anche nelle interrogazioni e nei consulti privati possiamo affrontare anche questo argomento. Ovviamente gli studi più sono complicati, più è chiaro che il loro costo aumenta, ma un consulto normale, vi ho già detto, 20 euro 30 minuti. Bene, detto questo, nel sito trovate anche moltissimo altro materiale, non solo di radionica,
ma anche dispense per la crescita personale, di meditazione, di Kabbalah, di esoterismo, quindi approfittate del fatto che sono lì totalmente gratuite. E poi nella sezione shop, sempre del sito, trovate quelli che sono i nostri servizi professionali. Non vi tedio oltre perché ho un piccolo problema con la carica del notebook, che pensavo fosse leggermente più pieno, era tutto il giorno che lo vedevo collegato alla corrente, invece non era veramente collegato, quindi ho il 10% della batteria. Vediamo quindi di cominciare a rispondere, però mi raccomando, così come noi siamo in grado di offrire questo spazio a sostegno in modo gratuito, ovviamente abbiamo bisogno anche del vostro sostegno in quello che sono i servizi professionali per riuscire ad essere sempre continuamente presenti anche così, anche proprio pro bono. Grazie, grazie sempre e soprattutto grazie perché so che molti apprezzano e riconoscono la mole immensa di materiale e di lavoro che abbiamo fatto e donato veramente nel tempo. Grazie. Allora, detto questo, diciamo che cominciamo a rispondere a qualche domanda. Direi di rispondere a Marilena, proprio perché ha fatto lo sforzo anche di autorizzare StreamYard tramite Facebook, quindi si vede il suo nome, ha scritto una domanda, vuole sapere se aumenteranno le sue entrate. Però mi raccomando, io ho chiamato Marilena, ho bisogno di sapere se Marilena è presente, quindi mi aspetto ogni volta che vi chiamo e che quindi viene selezionata la vostra domanda che prontamente mi diciate o mi diate conferma di essere presenti. Quindi Marilena, se ci sei, non perdere tempo, scrivimi subito se sei presente, aspetto un pochino di vedere se ok, sì, ok, c'è. Bene, mi raccomando perché se non mi rispondete io passo a un'altra domanda. Quindi Marilena, visto che sei online, mi dici in questo momento le tue entrate se provengono dal lavoro, che tipo di lavoro fai e insomma dammi qualche altro piccolo dettaglio così che io possa aiutarti a capire. In ogni caso guardiamo subito per te cosa dicono le sibille rispetto all'aspetto economico, quindi che sviluppi ci sono. Allora, il taglio viaggio conversazione annuncia dei cambiamenti che sembrano essere anticipati sia magari grazie a delle riunioni, incontri con persone che magari possono essere interessate appunto dai tuoi progressi o dai cambiamenti che vuoi mettere in atto proprio sotto l'aspetto economico o eventualmente in ogni caso ci parla anche di un possibile inizio proprio con un gruppo di persone. Quindi c'è diciamo che ci sono in atto, in corso dei cambiamenti. Questo gruppo di persone potrebbe essere qualcuno con cui già stai avendo a che fare, ma può anche riguardare gruppi legati al contesto familiare. Quindi diciamo che ci sono comunque delle indicazioni dove già insomma si parla di qualcosa. Vediamo un po'. Madonna. Allora, la situazione si risolleverà, quindi sono già contenta di poterti dire che nell'esito si vede andare meglio. Però, visto che metto tranquillamente visibile le carte che vengono durante l'interrogazione, non posso certo nascondermi dietro un dito, si vedono delle carte abbastanza complicate, molto impegnative. Quindi già nella prima linea messaggero, allegria, mercante, nemico vedovo annuncia delle situazioni che potrebbero essere legate al lavoro perché c'è comunque il mercante, ma potrebbero essere anche legate a controlli, a multe, contravvenzioni o comunque notifiche di qualche tipo che effettivamente comportano, vedi qua, nella linea del passato grosse difficoltà. Quindi si intravede nel passato qualche problema da non trascurare e potrebbe avere dei risvolti tuttora nel presente dove si vedono queste altre carte sempre piuttosto impegnative. Perché?
giovane fanciulla, morte, vecchia signora, gelosia. Ora, c'è da capire chiaramente se il riferimento a una donna più giovane, a una donna più grande, sia effettivamente a delle figure che possono essere magari una figlia piuttosto che una madre, oppure una collega, un qualche collaboratore più giovane o una presenza comunque di lungo corso, perché sembrerebbe dare un grosso cambiamento molto al presente. Certo, noi stiamo parlando di finanze, la tua domanda riguarda l'aspetto economico e l'aspetto economico in questo momento sembra portarti di fronte a dei cambiamenti che in qualche modo stanno avvenendo e che ti portano un po' di preoccupazione. Probabilmente si sta chiudendo una vecchia situazione oppure una situazione di lungo corso ti sta portando comunque delle preoccupazioni. Quindi in questo momento è vero, con la carta della gelosia che corrisponde un po' alle perdite di denaro, sono più i soldi che escono di quelli che entrano. Nella prossima linea comunque si vede che incontro a te, ai tuoi bisogni e alle tue esigenze, ci sarà una persona che appunto farà delle cose per te, ti sosterrà, potrebbe essere una sorella, potrebbe essere un'amica con la quale insomma hai un buon rapporto, un bell'affetto, quindi comunque qualcuno sembra esserti di sostegno. Sotto l'aspetto lavorativo, questo tris di carte potrebbe dire che effettivamente potrai tornare a occuparti di alcuni aspetti, di alcune cose del tuo lavoro, ma che nell'imminente, proprio riprendendo in mano alcune situazioni che magari nel tentativo appunto di gestirle meglio, oppure di organizzare meglio anche le tue risorse economiche, sembra arrivare una notizia che ti causerà frustrazione. Oppure questa notizia può giungerti proprio da questa persona che abbiamo menzionato poco fa. Insomma, le ultime 3 carte della chiusura non è che fanno fare salti di gioia, sinceramente potresti ricevere una delusione importante che non ti aspettavi, potrebbe esserci un blocco piuttosto impegnativo causato da qualche imprevisto, quindi attenzione perché l'aspetto economico sarà messo a dura prova. Probabilmente tra settembre e ottobre, quindi occhio, attenzione, però come ti ho già detto all'inizio, proprio consapevole di quello che erano le carte che abbiamo girato nella stesa, che ho girato per te nella stesa e che quindi immaginavo mi fosse difficile poi doverti dire che non è tutto rose e viole. Fortunatamente l'esito ci dice che quasi inaspettatamente si apriranno delle altre opzioni, altre strade e che questo ti porterà delle ottime aspettative poi per risultati, per quello che sono gli eventi del futuro, sempre legati all'aspetto economico. Quindi comunque vai incontro, è vero, a delle difficoltà, ma c'è una ripresa poi, quindi il problema è che ancora le difficoltà non sono giunte al loro culmine, c'è ancora un periodo difficile che ti aspetta, ma che superi, ok? Questo è importante. Quindi si vede già che ne vieni fuori, però mi dispiace dovertelo dire, ma l'ho visto e quindi ci sarà qualche difficoltà ancora. Allora, Marilena, vediamo di passare ora a un'altra domanda. Sempre vi ricordo, se arrivate da Facebook, autorizzate StreamYard, quindi come fate? Ora siete nella schermata della diretta, dovete uscire da questa schermata, probabilmente, prego Marilena, probabilmente dovete cliccare sulla crocetta per chiudere quella pagina e tornare nel gruppo dove avete trovato appunto il post che annuncia la diretta. Proprio su quel post trovate una scritta, un trafiletto dove stavo per cominciare la diretta, bla bla bla, autorizza StreamYard a pubblicare i commenti di Facebook e clicca questo link www.streamyard.com/Facebook, cliccate questo link, si apre un'altra schermata
di conferma, quindi dovete cliccare nuovamente per confermare l'autorizzazione. A quel punto potete tornare nella pagina del gruppo ed entrare nella diretta. Lì vedrò il vostro nome e vedendo il vostro nome potrò rispondervi, quindi mi raccomando, perché tutto questo traffico, se vi iscrivete e partecipate alle dirette dai canali YouTube, non succede, però dal gruppo purtroppo è così. Allora, proviamo a rispondere a Simona, che ha fatto questa domanda. Quindi Simona, però prima di risponderti, Simona, dimmi che ci sei, chiedo conferma della tua presenza, altrimenti passo a un'altra domanda. Vediamo un po', Simona, se ci sei scrivilo. Intanto comincio già a cercare la prossima domanda. Mi raccomando, Simona, se ci sei, dillo, perché sei stata selezionata. Ok, ci sono, benissimo. Allora, Simona, è il tuo turno, quindi 28 dicembre 69, Giovanni, 14 novembre 67. Lui ha una compagna, lui lo vedo sempre più attratto verso di me. Mi farà una proposta? Ok, vediamo un po' se Giovanni ti farà una proposta, anche se ha una compagna. Vediamo come si sviluppano le cose. Allora, omaggio di preziosi, allegrezza al cuore. Effettivamente c'è un flirt in corso, quindi non si tratta ancora di una proposta al taglio, si parla di occasione di flirtare. Quindi vediamo un pochino. Ma si tratta di un collega? Te lo chiedo perché quando viene fuori la carta del domestico spesso parla proprio di persone che comunque abbiamo intorno a noi nel contesto lavorativo, oppure di un amico di vecchissima data, un amico fraterno. Può anche riguardare un uomo più giovane, non è questo il caso. Quindi diciamo che può essere che ci sia anche il riferimento a una sua disponibilità, sebbene inizialmente vedi la carta del ladro, comunque il fatto di dover agire un amico. Ok, perfetto. Si vede che comunque un interesse c'è, però c'è anche carte di freno. La carta della malinconia è un po' magari un suo mood mentale, un suo freno che può essere dato proprio dal fatto che il ladro parla di situazioni da terzo incomodo o nascoste, quindi quelle relazioni che appunto poi diventano e sfociano in tradimenti. Effettivamente al presente, quindi c'è un suo interesse, ma anche una sua qualche perplessità. Ok, forse data anche dal fatto che vi conoscete, c'è un'amicizia, non era ben chiaro anche da parte di lui se tu corrispondessi o meno a questo interesse. Sicuramente ora ci sono delle carte che aprono a un approfondimento della conoscenza. Io non so se in occasione di questo periodo, come amicizia, come magari parteciperete, non so se, sai, non so se fate parte di una comitiva, non so se questa comitiva organizza delle uscite, dei piccoli viaggi, degli spostamenti. In quel caso, forse uno dei viaggi o una delle cose organizzate può generare un'opportunità. Se non è così, quindi il riferimento con la carta del viaggio non è da cogliere alla lettera, ci sta comunque parlando di sviluppi e di come effettivamente qualcosa sembra indirizzare verso la maturazione di eventi sentimentali, quindi c'è qualche cosa, un fiorire di qualche cosa. Attenzione però, perché è vero che c'è qualcosa che cresce, forse lui può offrirsi di aiutarti nel prossimo periodo, c'è questo. Forse si creerà un pretesto, un'occasione per cui lui
può farsi avanti con questa scusa più ufficialmente, nel senso: "Ma ti posso dare una mano io", quindi questo sembra fornire l'occasione di un avvicinamento, però non va oltre, con queste carte qua la ragazza, la compagna che ha già, vedi, diventa un impedimento importante e anche un pericolo. Quindi, ovviamente il pericolo, se lo leggessimo dalla prospettiva di lei, sei tu, però per quanto riguarda gli sviluppi fra voi due, l'impedimento di questa persona sarà significativo al punto di bloccare qualsiasi decorso. Quindi tutto quello che sta avvenendo adesso e che effettivamente sembra portare in quella direzione, in realtà poi si fermerà. E anche l'esito conferma: artista, disgrazia, allegria, nemico. Quindi ci saranno sicuramente dei cambi di rotta dati anche dalla possibilità che qualcuno vi tenga d'occhio, si accorga di qualcosa, quindi non è sicuramente un esito che incoraggi o che ci faccia pensare che ci siano poi degli sviluppi imminenti. Ok, questo non significa che non si faccia mai avanti nella vostra vita o nella tua vita, ma non nell'imminente, almeno non nei tempi interrogati dalla stesa. Quindi non penso che nei prossimi mesi si vada oltre quello che sta sviluppandosi adesso, la sua proposta di aiutarti, che non è un farsi avanti con te, ma è un cogliere un'opportunità di starti un po' più vicino, però poi si ferma lì. Quindi per ora non vedo la cosa svilupparsi più di così. Bene, la batteria regge fortunatamente. Vediamo un po' di rispondere ancora a qualcuno, vediamo un'altra domanda. Ma avrei risposto volentieri a Sara, ma mi manca la data e io senza data non sono in grado. Vi ricordo di mettervi sempre nome, il cognome è chiaro che se ce l'avete agganciato al profilo io lo vedo ovviamente, ma non lo menziono pubblicamente. Ho bisogno, prego Simona, ho bisogno della vostra data perché è una scia energetica importante per me, per evitare di agganciarmi a omonimi, quindi gentilmente la chiedo per questo motivo. Quindi ti risponderò magari in un'altra occasione, vediamo di rispondere a qualche altra persona. Ah, ecco, l'ha integrata, perfetto, che significa anche che ci sei, quindi 23 gennaio del 73. Allora, vediamo perché aveva scritto di una prova lavorativa, vediamo un po' se trovo ancora perché sto saltando di palo in frasca. Eccolo qua, perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Sara, che ha una prova giovedì per lavoro, vediamo come andrà. Vediamo cosa dicono le sibille. Guarda, mi fermerei al taglio perché il taglio è veramente bello, sembra proprio le soddisfazioni di un accordo. Quindi vorrei, guarda, se me lo consenti, mi fermo qui perché poi non vorrei che le carte dopo. Allora, ma anche la prima linea non è male, vediamo come va. Beh, dai, le ho girate perché per equità non volevo essere da meno e darti soltanto il taglio, anche se effettivamente il taglio era bellissimo e già la stesa annuncia qualche cosina in più. Però alla fine l'esito è positivo, quindi io direi questo, ti riassumo. Intanto questa ricerca di lavoro e il fatto che ci siano dei colloqui e la tua volontà di andare fino in fondo e di andare incontro anche alla tua fortuna. E qua si vede che si sono mosse delle cose di recente. Al presente, vedi, viaggio, gelosia, nemico e sospiri, però annunciano qualche ritardo, qualche ostacolo, qualche impedimento.
Questo dipende forse anche da una serie di fattori non necessariamente collegati al colloquio che hai giovedì, però potrebbe anche essere rinviato in un altro momento, oppure se viene sostenuto giovedì c'è una lunga attesa per capire com'è andata poi la cosa veramente, cioè non credo che la risposta sia subito, almeno a vederla così, perché le carte danno l'indicazione di ritardi, di attese, però questa attesa poi invece sfocia e dà esito favorevole, quindi poi vedi che ci sono, a dispetto di questa attesa che poi magari è data dal fatto che di mezzo c'è il Ferragosto, magari se ne parla di iniziare in un secondo momento magari a settembre, quindi può essere giustificata in molti modi, però si vede che è un'attesa che in qualche modo ti mette un po' sotto pressione. Però, come ti ho detto, gli sviluppi ci sono e sono positivi. Quindi qua cosa viene fuori ancora dopo? Amica, domestico, riunione, qua c'è anche un ritrovare o una vecchia conoscenza, un vecchio collaboratore, una persona con cui hai già collaborato, oppure una situazione che comunque si volge molto favorevolmente per te. Quindi vedi che insomma ci sono dei ritardi nell'imminente, ma poi gli sviluppi sono positivi e favorevoli. Qui c'è solo una cosina che è questa carta della prigione, che potrebbe essere legata o adesso dipende anche dal tipo di lavoro per il quale vai a svolgere un colloquio, quindi potrebbe anche essere legato a un titolo di studi piuttosto che a un corso che devi fare per integrare un qualcosa, cioè c'è un qualcosina che in un secondo momento può fare un momento da ostacolo, da piccolo freno, ma anche qua c'è la riuscita. Quindi secondo me la cosa va. Se poi questa integrazione che va fatta sia magari un secondo colloquio o un'altra, un'altra cosa che ti possono sottoporre, sempre legata al lavoro, comunque abbiamo la carta della riuscita. Quindi tutto sommato gli sviluppi sembrano positivi. Quindi in bocca al lupo, Sara. Bene, vi ricordo che per un consulto professionale potete contattarmi tramite Telegram o WhatsApp al 347 8702 622. Mi raccomando, scrivetemi e che dirvi, grazie per aver partecipato alla diretta di questa sera. Martedì prossimo Ferragosto mi sembra difficile potervi promettere di essere alla diretta, quindi se ne parla o il giovedì magari insieme al Marietto, oppure vedremo di farvi sapere quando ci sarà appunto una diretta, o l'anticipiamo a lunedì, insomma in qualche modo facciamo per non restare scollegati, ok? Grazie di cuore a tutti e un grande abbraccio, buon proseguimento di serata, alla prossima.